Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ancora una volta siamo qui per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine. Buongiorno miei cari. Buongiorno da parte mia, Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Allora Leandro, trascorso bene questo periodo natalizio, insomma, di queste festività, insomma. Allora, sai la solita battuta che diceva, la solita battuta che si diceva su vacanze di Natale, e anche queste, Natale, ultimo dell'anno, Epifania, ce lo siamo tirato fuori dai marroni. Lo sapevo che andava. Basta, non ce la facciamo più. Qualche chilo cresciuto. E poi c'è questa preoccupazione di Covid che poi ne parleremo, eccetera eccetera. Comunque finalmente la Befana è arrivata, lunedì cominciamo tutti a essere più bravi, manca solo 2 giorni, abbiamo gli ultimi 2 giorni di sì, dai, oramai da finire i panettoni, e così andiamo nella normalità assoluta, insomma, ti volevo chiedere che è quella che ci piace di più, insomma. Ti volevo chiedere una cosa. Dimmi. Hai qualche panettone ancora? Sì, anch'io. Ho qualche panettone che mangeremo nei prossimi giorni, insomma, ecco. Ma io proprio, guarda, non ce la faccio più. Far colazione alla mattina, cioè, perché ormai fai colazione, merenda e tutto quanto. Adesso mia moglie ha cominciato a fare come si chiama la cosa inglese? La zuppa inglese col panettone. Col panettone, sì. Così va utilizzato. Altro uso. Perché non bisogna buttar via niente, assolutamente, soprattutto il cibo non va mai buttato. Allora, un appello per il prossimo anno: non regalate panettoni. Non regalateli, che dopo metà vanno buttati via oppure li apriamo a Pasqua. A Pasqua, invece della colomba aveva con il panettone. Con il panettone. Dai. Dai, titoli di oggi, allora. Il primo, Porto Tolle e i suoi laureati. Poi ancora, Befana, che passione. Poi Covid parte prima. E poi anche Covid parte seconda. Ultimo, ma non ultimo. Ultimo, alberghi e difficoltà. Vabbè, questa è una puntata, sembra abbastanza positiva, almeno, mica tanto. Almeno dei titoli, insomma, perché mica tanto. Io cerco di essere positivo, tu invece cattiva come il crane. Il crane, giusto. Ci sentiamo tra poco. E siamo così rientrati e siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Vi ricordo, ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Adesso il primo titolo, Porto Tolle e i suoi laureati. Ce sono tanti? Allora, perché ne parliamo? Perché in settimana c'è stato un riconoscimento, un attestato che il comune di Porto Tolle con il sindaco Pizzoli ha fatto per tutti i laureati del 2020-2021. E a Porto Tolle ce n'erano veramente tanti, hanno premiato, hanno dato questo attestato a 35 ragazzi, non solo ragazzi, c'erano anche persone un po' più adulte che hanno deciso di laurearsi in tempi lunghi, perché magari per professione hanno fatto questa professione virtù, sì. E dopo appunto si sono laureati, hanno fatto molto bene. E che dire, è una cosa molto importante. Io ho anche sottolineato col sindaco che mi è molto piaciuto come riconoscimento che questo comune abbia fatto ai laureati. Ricordo per esempio che Taglio di Po e che Portoviro fanno cose simili. Taglio di Po ha festeggiato i ragazzi più bravi e più virtuosi che hanno avuto le borse di studio, eccetera. Però facciamo una considerazione, che è una considerazione che mi faccio da molto molto tempo. Cioè, i paesi che hanno molti laureati purtroppo ne soffrono, cioè, è un paradosso. Ben venga che il ragazzo si laurei, però visto che ne parliamo anche a livello personale, tu hai una figlia laureata che lavora a Padova, esatto, sì. E una figlia laureata che lavora a Berlino, quindi proprio inevitabilmente i nostri giovani quando si laureano al 90% dei casi devono andare via. Perché qua non trovano possibilità. E quindi questo fa parte di quell'indebolimento della struttura sociale ma anche economica dei nostri paesi. Abbiamo eliminato, sono cose che purtroppo ne parliamo da 6 anni, però abbiamo eliminato l'apprendistato, quindi magari un ragazzo che non aveva voglia di studiare poteva andare a fare il garzone di bottega, imparare un mestiere e poi mettersi per conto suo. Abbiamo eliminato l'impresa privata perché aprire una partita IVA oggi è sempre più difficile. È un'impresa, veramente. Quindi i nostri paesi, se la miglior gioventù è costretta ad emigrare
anche perché è laureata, perché non abbiamo sbocchi importanti, o perché non c'è lavoro e quindi devono andare nei posti dove il lavoro c'è, Certo. eccetera, siamo destinati, il Basso Polesine, a diventare sempre più vecchio. Sarà un caso che ogni paese dei nostri ha una RSA, c'ha una casa di riposo, ma tra l'altro molto, molto grande, con molti letti. Porto Tolle, Ariano, Taglio di Po, Portoviro, Rosolina, Papozze, non abbiamo fabbriche. Ogni paese ha il abbiamo suo RSA. ricovero. Quindi, siccome bisognerebbe imparare, e purtroppo i nostri politici questo non lo fanno, a fare dei piani a lunga scadenza, invece qua non facciamo a breve scadenza, facciamo a immediata scadenza, facciamo dei progetti che devono essere sviluppati entro marzo-aprile, quindi e questo è un grosso problema. Quindi meditate, gente, meditate. Voi amministratori, non parlo di amministratori pubblici, ma soprattutto amministratori regionali / nazionali, se i nostri paesi diventano sempre più vecchi non è una gran bella cosa. Meditate, gente, meditate. In ogni caso, il fatto che hanno premiato i laureati e che ci siano tanti laureati a Porto Tolle, chapeau e complimenti a tutti i ragazzi e i signori, i ragazzi e le signore, perché come ti ripeto c'erano anche persone un po' più adulte che si sono laureate e hanno tutta la mia stima. Bravi. Va bene, questo era il nostro primo argomento di oggi di Made in Polesine, ci sentiamo tra pochissimo per continuare. Siamo così ritornati come sempre su Radio Diva e su Made in Polesine Web TV. Questa è Made in Polesine, naturalmente tutte le settimane siamo qua con i nostri argomenti, insomma, per parlare soprattutto dire la nostra di attualità, insomma, delle cose che riguardano in modo particolare il nostro Basso Polesine. Adesso parliamo di Befana, che passione! Allora, visto che è appena passata, quindi sì. Parliamo di Befana perché nonostante ci fosse non c'era la possibilità di fare il famoso falò, che io sono contento perché non ho mai capito perché la Befana, che ti porta i doni, che ha tutti i difetti del mondo, è brutta, vecchia, fa paura, eccetera, però deve essere anche bruciata poi. Però ti porta anche i doni, poi dopo deve essere bruciata. Paladina dei bambini e invece poi dopo la bruciamo. Questa qua è un retaggio purtroppo della civiltà contadina che ancora ce l'abbiamo qua sul collo, ma però sono contento che non l'abbiano fatto da una parte. Vabbè. Però purtroppo mi dispiace perché era un momento di aggregazione, c'era tanta gente, e col discorso di questo Covid, che poi ne parliamo, certo. Non si può fare assemblamento di nessun tipo, escluso le partite di calcio. Ma questa è un'altra storia. Questa è una polemica. Le partite sì, si possono fare. È una polemica buttata però lì. Fare la brusaveccia, come la brusaveccia no, quella no, vabbè. Ma vabbè. Buttata lì la polemica. Però ci sono dei contraddittori che non sono da poco, veramente. Vabbè. No comment. Dai. Però, nonostante tutto, qualcosa si è fatto. Abbiamo ricordato la volta scorsa la Befana di Adria, che secondo me è il top delle Befane. Salutiamo la nostra amica Befana, non possiamo dire come si chiama, anche perché non mi ricordo. Potevi anche evitarlo, dite sì. Così non facevi una figuraccia. No, comunque, brava. Io ho seguito poi lo streaming ieri dal palazzo Tassoni ad Adria, che ha bastonato giustamente il sindaco Barbierato se l'è cavata abbastanza bene. Sì, ogni tanto sorrideva col ghigno, sai, quando ti attaccano. Sì. Però è stata molto brava. Ad Ariano ha fatto anche di la Befana, qua a Portoviro c'è stata la Befana sui pattini, insomma è una ricorrenza che ancora sentiamo. Secondo me la Befana ha solo un difetto, che arriva dopo 15 giorni che non ce la facciamo più, proprio l'ultimo giorno della Befana, secondo me ci ha spaccato gli zebedei come... Sì o no? Sì, è vero, perché arriva proprio è l'ultima festività, diciamo, del gruppo natalizio. Arriva proprio alla fine, quando veramente non è poi già più. E poi, tra l'altro, io quando ero bambino non c'era il Babbo Natale, c'era la Befana, cioè noi non avevamo Babbo Natale, a Milano avevano il Gesù Bambino, eccetera. Noi avevamo solo la Befana che ci portava i doni, e quindi le famiglie si organizzavano, prendevano un bel regalino per la Befana. Adesso devono prendere un bel regalino per il compleanno, un bel regalino per il compleanno degli amici del figlio. Degli amici, un bel regalino per Babbo Natale, che ormai è diventato il top, sì. E quindi quando arriva la Befana, se sono bravi, fanno una bella calza con 4 dolci, se la cavano con 10 euro. Quindi consiglio
se si potesse spostare la Befana magari aprile e maggio, Sì, potrebbe essere anche dal punto di vista economico. Però, cara vecchia Befana, noi nati negli anni del boom economico, ma soprattutto del boom delle nascite, anni 60-70, ti vogliamo bene. Noi ti vogliamo bene più che Babbo Natale. Questo ciccione è sempre bello tirato. Invece la Befana, che rappresenta la nostra vita contadina, noi la gradiamo di più e non la vogliamo far bruciare. Poi in televisione si vedono anche delle belle Befane, Eh sì, la Liotta che fa la Befana, proprio È vero. Ecco, io questo non l'ho capito. da sottolineare sta cosa. Vabbè, dai. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Siamo ancora noi, siamo quelli di Made in Polesine, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, e adesso un altro titolo che andiamo ad affrontare, Covid parte prima. Allora lo dividiamo in due parti. La ovvio. prima, che purtroppo c'è un aumento esponenziale di questa pandemia, contagi, insomma, sì. di contagi. Pochi giorni fa l'ultimo report che avevo a Taglio di Po era circa 200, Portoviro 250, Porto Tolle un centinaio, e altri non ne so. Comunque effettivamente comincia a diventare molto preoccupante, molto preoccupante. C'è da dire che la sintomatologia è un po' diversa, nel senso che prima, quando uno si ammalava, l'iter era se riusciva a superare in velocità, se no dovevi andare all'ospedale. Esatto, sì. Sembrerebbe che adesso in 3-4 giorni intensi e importanti uno a casa sua passa quasi tutto nella maggior parte dei casi. Sembra che comunque, così, apriamo una parentesi, che questa, diciamo... questo Covid, l'Omicron adesso sia meno efficace, no? Nel senso sia più facile da prendere, però abbia degli effetti un po' più soffici, più blandi. Ecco. Sì, c'è da dire che comunque ci sono stati un bel po' di morti lo stesso. Sì, e tra l'altro c'è da dire che la variante ancora predominante è il Delta e non l'Omicron, ma noi non siamo virologi, quindi non ci vogliamo. Però ecco, il fatto che ci sia questa esponenzialità della pandemia comincia a diventare preoccupante dal punto di vista economico, e dopo ne parliamo, ma soprattutto dal punto di vista sociale. Io ultimamente, a parte che abbiamo tutti la mascherina ed è fatica vivere con la mascherina, specialmente chi ha gli occhiali, sì. Ma a parte questo, diventa faticoso convivere con le persone, c'è paura, quindi c'è questa sindrome, oltre che aver paura della malattia, aver paura di avere un contatto con delle persone, quindi parli a 1,5 metri di distanza, non interagisci, non partecipi alla vita sociale come partecipavi prima, e purtroppo sta portando degli strascici dal punto di vista sociale da una parte, poi parleremo del punto di vista economico, che ci vorrà del tempo a cancellare. Ci vorrà molto tempo, non è vero che se domani passa la pandemia tutto ritorna come prima. Ci vorrà un po' di tempo, insomma, ci vorrà un po' di tornare tempo, esatto, alla normalità di qualche anno fa. Il piacere di stringere la mano a una persona ormai l'abbiamo persa. Il piacere, non so, di abbracciare anche persone care comincia a diventare difficoltoso. Quindi sì, perché questo oramai è il terzo inverno, poi tra l'altro. Tra l'altro è il terzo inverno. Quindi sembrava una cosa molto più veloce, invece non riusciamo. Non ne veniamo fuori. Fuori. Comunque ne parliamo poi dopo anche dal punto di vista economico, cosa il Covid, secondo il nostro osservatorio, sta portando. Va bene, allora breve pausa e torniamo. Miei cari, siamo ritornati dopo questa brevissima pausa, pronti per continuare Made in Polesine. Adesso affrontiamo la seconda parte del titolo di prima, praticamente Covid parte seconda, e parliamo a questo punto del livello economico, mi sembra di aver capito. Sì, esatto. Allora, è una cosa che vediamo tutti, non è che stiamo spiegando l'economia a pillole. Stiamo un po' rimarcando, diciamo. Sì, ecco. Purtroppo con questo Covid, già prima abbiamo detto che i rapporti umani stanno veramente cambiando. Si ha paura di abbracciare qualcuno, di dare la mano a qualcuno, di parlare con qualcuno. Quando senti un colpo di tosse, c'era la battuta che diceva uno in un ristorante, cominciava a tossire, e tutta la gente si è girata, sei indignata, te lì che c'ha il Covid. Eccolo qua. Lui ha detto: no, scusatemi, è solo enfisema. Sì, solo però. Ma è la verità, cioè nel senso che devi giustificarti se hai un colpo di tosse. Non devi avere assolutamente niente. Non devi avere assolutamente niente. Sei classificato come portatore
Esatto. sano di Covid. Però le conseguenze economiche sono veramente alla portata di tutti da vedere. Prima di tutto, alla sera la gente non esce più. I bar, quasi tutti i bar sono chiusi, cioè sono vuoti. E molti bar hanno deciso invece di prolungare fino a mezzanotte, l'una, come era normale in un bar di paese, alle 10 hanno già chiuso, hanno già fatto le pulizie e tutto. La gente consuma anche molto meno benzina, al di là che costa molto di più. Sì. C'è veramente un effetto domino anche nell'economia che sta veramente creando problemi. Le aziende a loro volta hanno difficoltà a trovare anche i dipendenti perché tanti sono ammalati, c'è questo discorso del se uno è ammalato, un familiare è ammalato, devi fare anche tu la tua quarantena, eccetera. Esatto, sì. Poi c'è questo capire o non capire le varie misure che lo Stato fa. È un paradosso che per fare un'emergenza, invece di far partire subito le varie direttive, si fanno partire il 1 febbraio. Cioè, che emergenza è? Fai un DPCM per risolvere l'emergenza. Prenditi le responsabilità, farli partire subito. E invece no. Invece a questo punto non fare un DPCM, fai un'altra cosa. Quindi... Sì, come abbiamo detto prima, ci sono delle situazioni, dei casi che contrastano molto, cioè non si riesce a capire la bontà di questi decreti, sì, perché veramente ci sono delle cose che non stanno tutta questa confusione, tutta questa incertezza. Poi tra l'altro la gente, oltretutto, anche se ha la possibilità, spende meno perché ha paura cosa succederà e se cosa faranno e se domani magari mettono le mani nei conti correnti. Esatto. Cioè c'è tutta una serie, un corollario di paure che incidono in maniera impressionante nell'economia. Qualcuno dice che la nostra economia sta andando alla grandissima. La nostra economia sta andando alla grandissima perché c'è un effetto droga che è l'effetto del 110%. C'è l'aumento del 20% nell'edilizia, però dall'altra parte motivo, sì, c'è il commercio che sta soffrendo. È palpabile, cioè tu vai in qualsiasi centro commerciale, vedi che i negozi sono vuoti, non è che ci voglia un sociologo per capire questo. Ecco, esatto, quindi speriamo di venirne fuori quanto prima e speriamo che, al di là delle litigiosità del momento, i nostri governanti facciano quello che devono fare: governare. Punto esclamativo. Finito, vabbè, dai. Allora, abbiamo finito anche questo penultimo argomento di oggi, ci sentiamo tra pochissimo per ovviamente l'ultimo. Allora siamo rientrati e siamo pronti per affrontare quello che è l'ultimo argomento di oggi, di questa puntata di Vedi Polesine. Parliamo di alberghi e difficoltà, anche loro insomma fanno parte sì, di questa catena. No, qua esuliamo il discorso del Covid. Mi rivolgo particolarmente a un posto che ho visto fatto dalla titolare della Bed and Breakfast Casen di Taglio di Po, che è una delle ville più importanti, più dal punto di vista storico del Polesine, visto che noi siamo terra giovane, è una delle poche case che hanno più di 350-400 anni, ed è Adelaide Avanzo, che diceva: abitiamo in una zona straordinaria, abitiamo in un bellissimo posto che non ha niente da invidiare dove alla montagna, al lago, eccetera, e questo l'abbiamo sempre sottolineato in tutte le nostre puntate. Certo. Però abbiamo sempre la solita difficoltà di fare squadra e abbiamo la difficoltà anche di non avere una regia che possa fare squadra e secondo da quello ho interpretato io, tra l'altro lo intervisterò in questi giorni, Maria Adelaide, il regista che doveva essere il parco del Delta è assente, è abbastanza assente. È vero che comunque noi conosciamo abbastanza bene il sindaco di Loreo, che è anche presidente del parco, che era molto attivo fino a poco tempo fa, adesso l'abbiamo un pochino perso, si vede un po' meno anche nei media, è meno presente, eccetera. Però che nella cabina di regia, per fare una squadra importante per quanto riguarda l'attrattività del nostro territorio, dovrebbe essere questo ente, secondo me, preposto, che è il Parco del Delta, deve essere veramente molto più presente, dare delle direttive, fare dei pacchetti particolari, organizzare degli incontri a livello internazionale, invitare tour operator dell'estero che vengono qua in Italia, qua nel Delta, come fanno altri paesi. Abbiamo una film commission che vediamo in tutte le varie fiction che ci sono sia su Netflix che sulla Rai, eccetera, dove
è predominante il fattore geografico, cioè nel senso che fanno come si chiama il prete? Don Matteo lo fanno lì in Umbria, un'altra roba la fanno in Puglia, eccetera. E da noi, a parte che parte una fiction fra poco, questa settimana girata nei nostri luoghi, però il predominante è Venezia, non il Delta. Esatto, quindi secondo me anche questo potrebbe essere un bel veicolo. Fare squadra e secondo me una cabina di regia con il Parco del Delta protagonista. È un piccolo appello che facciamo, è un piccolo come si dice, aggancio a quanto ha detto Maria Adelaide. La settimana prossima poi vi parleremo di questa intervista che abbiamo fatto, così lo sviluppiamo meglio. Però Parco, se ci sei, batti un colpo. Dai, fatti sentire. Dai, fatti sentire che noi siamo qua, nel caso vogliamo anche aiutare il nostro Parco, perché siamo qua. Rivolgendoci al primo posto dei laureati, se ci fosse la possibilità di sviluppare il turismo in maniera più industriale, probabilmente i laureati si laureerebbero, invece che, non so, su una materia pedagogia, altro che poi devi fare concorsi eccetera, però sul turismo avrebbero uno sbocco micidiale. Esatto, sì. Quindi meditiamo, ma soprattutto Parco, se ci sei, batti un colpo. Dai, con questo abbiamo veramente concluso il nostro appuntamento di oggi, gli argomenti sono esauriti, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Siamo ritornati solamente per naturalmente augurarci una buona settimana, buon fine settimana. Ormai ci siamo, oggi è sabato. E poi lunedì cominciamo a lavorare senza più lunedì interruzioni. Si ritorna veramente alla normalità totale. Speriamo di cominciare a lavorare, che ci porti bene. Speriamo che ci sia il lavoro, primo. Vabbè. Dai, con questo abbiamo veramente concluso. Vi ringraziamo del vostro gentile ascolto. Torniamo la prossima settimana. Un ringraziamento da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Mi eri dimenticato il mio nome. Ti eri dimenticato, ci stavi un po' pensando. Sì, stavo mumbleando. Mumble. Dai, ci sentiamo la prossima settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1. Chapeau. Ciao a tutti. Vabbè, ma prima di chiudere, perché ti intrighi ogni volta con le dita? Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.